Buon pomeriggio da parte mia, da parte del dottor Nicolò Renoldi, che come sapete è tutor informativo di Scienze e Tecnologie Alimentari. Siamo giunti al quarto appuntamento di questo ciclo di seminari dedicati all'orientamento al mondo del lavoro attraverso il racconto delle esperienze professionali da parte di laureate e laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Udine. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Barbara Mazzon, che vi racconterà le tappe del suo percorso nel mondo del lavoro. Oggi la dottoressa Mazzon ricopre il ruolo di Innovation and Development Consumable Products Manager presso Illy Caffè, che come sapete è un'azienda multinazionale. E quindi penso che questo incontro può rappresentare anche una occasione per comprendere, almeno in parte, che cosa significhi lavorare in una grande industria. Prima di approdare in Illy, la dottoressa Mazzon ha fatto diverse altre esperienze in altre realtà produttive e per questo sono certa che lei stessa vi offrirà anche una panoramica degli approcci che le diverse aziende possono avere anche nei confronti dei propri dipendenti, quindi per le quali poi Barbara ha avuto esperienze di lavoro. E Barbara vi racconterà probabilmente anche le difficoltà che ha incontrato e come ha saputo affrontarle. Con Barbara ci conosciamo da molto tempo. Io ho avuto anche il piacere di seguirla durante l'attività di tesi e diciamo che siamo sempre rimaste in contatto e quindi ho avuto modo di seguirla, diciamo di seguire un pochino le sue vicende professionali. E questo mi ha dato anche l'occasione di constatare come lungo il suo percorso lavorativo abbia attinto non solo alle sue conoscenze, alle sue competenze, ma anche alle sue notevoli doti personali. E credo che queste capacità, queste caratteristiche anche personali abbiano pesato non poco nel contribuire a fare di Barbara la professionista che è oggi, una professionista capace, stimata dai suoi superiori, apprezzata, rispettata dai suoi colleghi. Quindi non ci resta che ringraziare moltissimo la dottoressa Barbara Mazzon per aver accettato il nostro invito. Le lascio la parola, ma prima invito tutti e tutte a rivolgerle delle domande al termine ovviamente della presentazione e vi ricordo che questo è possibile sia, diciamo, è possibile porre requisiti sia a voce sia attraverso la chat. Vi ricordo infine che il seminario viene registrato e sarà poi messo a disposizione nella modalità on demand sui canali YouTube di Play Uniud e del corso di studi. Bene, vi auguro un buon ascolto e lascio la parola alla dottoressa Barbara Mazzon. Prego Barbara. Grazie mille Monica, io ringrazio moltissimo la professoressa Nese di questo invito perché comunque come vi ha detto ci conosciamo da moltissimo tempo e c'è stato un filo che ha legato me all'università e al gruppo delle persone che mi hanno seguito in tesi e soprattutto nell'ultima parte del corso di laurea, un filo che è durato durante tutti questi anni. Poi scoprirete l'anno della mia laurea, quindi capirete da quanti anni ci conosciamo. Ed è un filo che è stato importante mantenere, sia perché comunque si sono poi sviluppate delle amicizie legate alla stima reciproca che c'è sempre stata con quel gruppo di lavoro, ma che poi sono comunque anche tornate utili nella vita professionale, perché poi mantenere un legame con l'università, con la culla da cui siamo nati come professionisti di oggi, è sempre molto importante, sia per l'università, perché poi vi racconterò come magari certe cose sono cambiate grazie anche alle esperienze che gli ex laureati hanno fatto nel mondo del lavoro, e come anche noi ex laureati possiamo aver attinto anche a delle risorse di conoscenza
e di approccio dell'università per aiutarci a risolvere alcuni problemi. Per cui oltre all'amicizia e alla stima c'è sempre stato uno scambio reciproco di conoscenze e di approcci, che sicuramente è importante, no? Quindi, come vedete, nel mondo del lavoro non c'è nulla di rigido, fermo e statico, è tutto sempre in evoluzione e sta anche a noi professionisti e specialisti del settore essere sempre in evoluzione con questo mondo, cercando di attingere alle risorse che possono permetterci di evolvere e di fare evolvere anche l'azienda dove lavoriamo. E quindi grazie di questo invito, perché comunque è un qualcosa che per me è sempre stato molto importante. Ricordo quando io mi sono laureata non c'erano questo tipo di opportunità e probabilmente mi sarebbero state molto, molto utili a raggiungere prima alcuni obiettivi. O con meno fatica anche, no? Quindi sicuramente sono delle grandi opportunità, quelle di conoscere le diverse esperienze. Poi sono esperienze che sono mie, non sono esperienze che possono essere di qualcun altro, quindi semplicemente il mio sarà un racconto di quello che mi è capitato, di quello che ho visto, di quello che ho sperimentato, di come ho superato determinati ostacoli, che sicuramente è solo mio, però potrebbe essere anche da spunto o da ispirazione in qualche modo anche per voi, almeno lo spero. Ho preparato una piccola traccia di presentazione, così per aiutarmi a raccontarvi un pochino quello che mi è successo. Allora, io mi sono laureata, quindi scopriamo la mia età, nel 1997. Allora la facoltà si chiamava, cioè il corso di laurea si chiamava Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari e aveva una durata di 5 anni, quindi non esisteva l'attuale struttura che avete ora con una triennale e una magistrale. Comunque il corso totale di laurea durava 5 anni e in occasione della redazione della mia tesi e dell'attività sperimentale per la redazione della tesi, ho conosciuto il gruppo della professoressa Nicoli, di cui faceva parte anche la professoressa Anese. E quindi la mia tesi di laurea ha riguardato i cambiamenti di colori di attività antiossidante in derivati di pomodoro sottoposti a trattamenti termici, e da qui sono derivate tantissimi lavori che sono stati portati avanti negli anni seguenti. All'epoca si doveva fare anche una tesina per la laurea e avevo lavorato sulle alte pressioni e avevo svolto un tirocinio pratico applicativo, e qui era stato il mio primo contatto con il mondo del lavoro. 3 mesi appunto di un tirocinio presso la Bofrost Italia nell'ambito del controllo qualità, e quindi c'era stato questo primo contatto. Mi laureo e a quel punto mi ritrovo il 13 di marzo del 1997 a dire: e adesso cosa faccio? Adesso cosa faccio? Ovviamente appena laureata pensavo di avere il mondo in mano in qualche modo, perché comunque avevo raggiunto un obiettivo molto importante, che sicuramente è molto importante perché comincia a essere, è la base poi di un percorso successivo, e comincio a mandare curricula in giro, ottenendo praticamente, credo che su almeno una trentina mandati mi abbia risposto un'azienda sola dicendo no grazie, e quindi già comincia, no, questo gioco un po' di disillusione, insomma. Comunque non ci si deve mai perdere d'animo, e in vari colloqui che poi ho portato avanti, ho cercato di capire un po' come funzionavano queste cose, perché io non sapevo neanche come si faceva un colloquio di lavoro, avevo una vaga idea di come si redigeva un curriculum, quindi una situazione un po' naif, diciamo, un po' quasi ingenua, come affacciarsi al mondo del lavoro in questo modo, no? Quindi quello che avevo fatto fino a quel momento erano piccoli lavori, ma non un lavoro strutturato vero e proprio. Ho avuto l'occasione di fare un corso di formazione presso Coop Italia,
e per qualche mese ho fatto l'animatrice scolastica per il settore dell'alimentazione, l'utilizzo delle tecnologie alimentari, l'ecologia e l'ambiente. Quindi andavamo nelle scuole di diversi ordini e grado, quindi primaria, secondaria di primo grado e secondaria, e a fare un po' delle attività di dimostrazione di cosa voleva dire l'utilizzo dei coloranti, cosa voleva dei conservanti, come si trasformavano gli alimenti, come si ottenevano certi alimenti. Ed è stata un'esperienza molto utile, soprattutto per cercare di sviluppare comunque delle capacità che mi permettessero di spiegare alcuni concetti a chi questi concetti non li conosceva. Quindi il riuscire a porsi sulla lunghezza d'onda dell'uditorio, delle persone che avevo davanti, quindi che poteva essere un bambino della scuola primaria come un ragazzo delle superiori, e doversi adattare, no, all'uditorio che si ha davanti e cercare di semplificare i concetti è sicuramente un qualcosa che mi è stato poi utile in seguito. Quindi è stata una piccola esperienza, simpatica, carina, non sarebbe stato il lavoro della mia vita, però è un qualcosa che mi ha dato degli input e mi ha dato poi dei piccoli mattoncini che io ho messo in saccoccia per costruire un po' la mia casa. Durante questo periodo mi è capitato anche di fare dei colloqui e di, come dire, incontrare o di fare delle esperienze non poi così positive, e questo mi ha insegnato a essere un pochino meno ingenua e a cercare di capire un po' in anticipo quali erano le intenzioni reali, no, di determinate persone. Questo non significa che sono cose che capitano spesso, perché veramente è stato un caso, è stato l'unico di cui ho saputo, però ve la racconto lo stesso. Quindi mi è capitato di fare un colloquio molto lontano da casa, quindi diciamo più o meno dall'altra parte dell'Italia. Ricercavano dei laureati, possibilmente donne, e soprattutto che arrivassero da università lontane, soprattutto dall'Università di Udine, quindi la scusa era Università di Udine, ma soprattutto donne, al che io avrei dovuto anche cercare di, come dire, insospettirmi un pochino, però mi sono sentita anche molto, come dire, gratificata dal fatto che cercassero una donna, perché non vi nascondo che il mondo del lavoro continua a avere qualche pregiudizio o qualche bias nei confronti delle donne che ricoprono ruoli tecnici. Questo è un retaggio culturale che ci porteremo dietro ancora per un po', quindi la parità ci metteremo ancora un po' a raggiungerlo, ma siamo sulla buona strada, per cui mai perdere le speranze. Però in quel caso la ricerca di una figura femminile non era legata alle pari opportunità o all'esperienza professionale, ma al fatto semplicemente di essere una figura femminile. Per cui ho fatto questo colloquio, è andato bene, ho fatto il secondo colloquio, è andato bene, ho fatto il terzo colloquio, è andato bene. E quando stavo quasi per firmare il contratto, mi offrono e mi dicono: l'azienda, siccome quando si inizia lo stipendio non è altissimo, l'azienda ha degli appartamenti uso foresteria che dà ai dipendenti così all'inizio per qualche mese, un anno, a seconda di quello che è. E praticamente alla fine, per farvela breve, mi sono ritrovata in questo appartamento che mi stavano facendo vedere, che sarebbe stato condiviso con il direttore dello stabilimento, che quindi cercava una figura femminile, non si è capito bene se per fare le pulizie di casa o qualcos'altro, per cui e quando io mi sono ritrovata in questa casa da sola con lui ho avuto, diciamo, un po' di paura, per cui ho fatto finta di niente e ho detto che la cosa mi sarebbe molto interessata e ho fatto in modo che mi accompagnasse a prendere il treno, e dopo ho telefonato e ho detto che non accettavo, per cui questa è stata l'esperienza. Cosa mi ha insegnato questa esperienza? A cercare di capire e di contestualizzare le richieste, di non farmi mai trovare in situazioni che permettessero qualcun altro di prevaricare o comunque di mettermi alle strette su qualcosa, no? Per cui
sono una donna, per cui come tale so che esistono queste cose e devo cercare di, come dire, adattarmi alla situazione cercando di mantenere la mia identità. E quindi mi è servito anche questo, devo dire, per crescere sicuramente. Comunque, io ho continuato a fare per un po' di mesi, quasi un anno alla fine, insomma 10 mesi, questi colloqui, non c'era niente. Quando ormai stavo cominciando a deprimermi un pochino, mi arriva una telefonata. Ed era la professoressa Nicoli che mi diceva si è liberata una borsa di formazione finanziata dal progetto Leonardo della Comunità Europea. Si è liberata perché la persona a cui in realtà non era stata assegnata, non è che si fosse liberata, non era stata assegnata, quindi c'era una borsa vacante e la multinazionale Unilever ricercava appunto presso le università con cui era collegata delle figure professionali che fossero disposte a partire da lì a credo una settimana più o meno. E lei mi ha detto accetti o non accetti? Io avevo fidanzato qui, la mia famiglia comunque era qui, io non ero mai andata fuori dall'Italia per motivi di studio, solo per vacanza fino a quel momento. E quindi non è stato facile prendere quella decisione, anche se ci ho messo più o meno 5 minuti alla fine e ho detto sì, accetto perché era un'opportunità enorme andare in un altro paese presso una multinazionale, quindi poter imparare una lingua, potersi comunque arrangiare fuori da casa, fuori da un ambiente protetto, fuori dall'università, fuori dalla famiglia, e quindi poi lavorare per un progetto di ricerca che poteva avere un respiro molto ampio e quindi io ci vedevo solo delle positività. Sicuramente da un punto di vista personale non sarebbe stato facile, però era un'opportunità da cogliere assolutamente, per cui sono partita. Sono partita con questa borsa di formazione finanziata dal progetto Leonardo della Comunità Europea che aveva la durata di 3 mesi. E poi dopo credo neanche un mese mi è stato esteso il contratto a un anno, quindi hanno terminato la borsa e dopodiché hanno subito esteso il contratto a un anno. Il mio lavoro era un lavoro di ricerca di base, quindi sì, la ricerca verteva sul flavor del pomodoro e sulla modificazione di esso per via enzimatica. E quindi un qualcosa che poteva ricordare anche qualcosina della mia tesi, anche se molto lontanamente. E quindi io sono partita e sono arrivata in Inghilterra, in questo paesino. Allora Unilever aveva il laboratorio di ricerca applicata in un paesino che si chiama Colworth e si trova nella contea di Bedford, diciamo un'ora a nord di Londra, un ambiente molto bucolico, in mezzo a questi prati verdissimi, con qualche pecora in giro. La città di Bedford è abbastanza grandina, una città abbastanza recente, completamente recente, nata dopo gli anni 50-60, ma fuori da Londra. Per chi è stato in Inghilterra sa benissimo che l'Inghilterra è Londra e qualche altra grande città e poi c'è tutto il resto, no? Quindi siamo in un contesto particolare, che è cosmopolita da una parte ma non lo è dall'altra, insomma. Quindi sono arrivata in questo paese e pensavo di sapere l'inglese, sono arrivata e non capivo una parola. No, più che altro, no, capivo, ma non riuscivo ad esprimermi come volevo. E quindi lì mi sono rimboccata le maniche, sono andata a fare un corso serale al college locale e quindi ho cercato di studiare, appunto. Devo dire che l'ambiente di lavoro è stato molto stimolante perché era talmente variegato, c'erano persone da tutti i paesi del mondo.
il mio capo era indiano, il capo del mio capo era irlandese, e nel mio gruppo di lavoro c'erano francesi, tedeschi, inglesi ovviamente, e quindi è stato un ambiente molto molto stimolante. Poi è stata, devo dire che la mia vita è abbastanza, come dire, segnata da questa esperienza. Per me c'è stato il prima e il dopo. Perché? Perché ho dovuto arrangiarmi, perché ho dovuto imparare a fare tante cose, ho dovuto andare a farmi il codice fiscale, ho dovuto andare dal medico a iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale, tutta una serie di piccole cose che fatte in un'altra lingua sicuramente ti mettono alla prova. Quindi il primo mese non nego che è stato molto difficile, cioè io ho detto non ce la faccio, io non ce la faccio, torno a casa, poi bisogna stringere i denti e tutto si riesce a fare perché tutto è fattibile. E quindi è stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza molto bella e formativa. Mi ha insegnato l'autonomia, mi ha insegnato appunto ad arrangiarmi, mi ha insegnato una lingua che poi mi è stata utile per tutto il mio percorso lavorativo, e mi ha fatto conoscere soprattutto la struttura di una multinazionale. Allora, questo era un laboratorio di ricerca che constava di più o meno 800 persone, quindi non era un piccolo laboratorietto, era sicuramente una città di fatto, no? Però era all'interno di una multinazionale, quindi molto strutturata, con dei settori specifici, con delle funzionalità molto molto specifiche, e quindi ho imparato l'organizzazione aziendale, come funziona, quali sono i rapporti, quali sono tutti i legami, e quindi è stato molto utile proprio per una forma mentale. Sicuramente era un mondo dorato della multinazionale, il massimo dell'organizzazione. Il mondo del lavoro non è fatto tutto da multinazionali, ovviamente, però serve conoscerle entrambi gli aspetti serve conoscere. E quindi è stata un'esperienza molto molto bella, però la tipologia di lavoro specifico, la ricerca di base, ho capito che non faceva tanto per me, nel senso che sicuramente quello su cui ho lavorato è stato molto molto interessante, però se io mi proiettavo al futuro, la ricerca di base non era il mio sogno in qualche modo. Io poi avevo un ufficio, la scrivania del mio ufficio era un open space, e dalla finestra vedevo sotto di me l'impianto pilota per la produzione dei Magnum. E io vedevo tutte queste persone che preparavano le ricettazioni, che facevano la formazione di questi gelati, come questi gelati venivano intinti nel cioccolato, la misura della croccantezza. Io vedevo questo mondo dall'alto, e quindi per me era un po' quello l'ambiente nel quale avrei voluto poi specializzarmi e lavorare in futuro. E quindi lì ho cominciato a capire un pochino che quello che stavo facendo mi serviva tantissimo ed era utilissimo, però avrei voluto fare anche altro. Durante quel periodo c'è stata anche la prima storica sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale del tecnologo alimentare. Noi non avevamo un ordine professionale fino a quel momento, per cui è stato istituito l'ordine professionale, che non è partito nel 98, ma abbiamo fatto il primo esame di Stato per l'abilitazione, ed è stata una conquista molto grande per i laureati in tecnologie alimentari. E durante questo periodo sono tornata in Italia proprio per fare questo esame, perché lo consideravo una tappa fondamentale per la nostra figura professionale. Scusate. Dopodiché, quando era più o meno poco prima di Natale, il mio contratto avrebbe avuto la prima scadenza a febbraio, ma comunque mi avevano già detto che me l'avrebbero esteso. E più o meno a Natale ricevo la proposta di una piccola azienda veneta del Montello,
che faceva verdure surgelate, che cercava una persona, un tecnico di riferimento che seguisse HACCP, controllo qualità, ricerca e sviluppo, un po' tutto. Quante cose direte sicuramente, ma l'azienda non era molto grande all'epoca. E quindi decido di lasciare tutto e di tornare in Italia. Io comunque in Italia sarei tornata, probabilmente non così presto, perché avrei voluto continuare a fare un po' la mia esperienza all'estero, però mi è capitata questa occasione e ho pensato di cogliere anche questa occasione, anche perché poi, non vi nascondo, il fidanzato brontolava perché ero lontana e voleva che tornassi, per cui ci sono anche poi delle situazioni personali da considerare, no? Noi non siamo solo noi col nostro lavoro, siamo noi nell'ambito anche della nostra vita, e quindi a quel punto io ho deciso di rientrare in Italia e di cogliere questa diversa opportunità. Ero consapevole del fatto che l'azienda era molto piccola, per cui avrei avuto un salto notevole dalla situazione molto organizzata della multinazionale a un'azienda un pochino più piccola. Quindi comincio a lavorare in questa azienda e l'azienda stava facendo un po' un passaggio generazionale, quindi c'era il proprietario, padre, che stava passando un pochino le consegne ai due figli che avevano più o meno la mia età, poco di più, però aveva una necessità di ingerenza enorme, per cui anche lì donna, giovane, era un binomio che al vecchio proprietario piaceva molto, perché pensava di poter controllare il tutto per tutto e di fare il despota un pochino e di comunque come fare leva sulla debolezza femminile in qualche modo, no? Per cui io come vedete ci sono rimasta veramente poco tempo, 4 mesi, e dopodiché ho pensato che non faceva il caso mio, vuoi perché c'erano poi delle differenze di vedute abbastanza forti con questa persona di una certa età, non con i figli ma con questa persona, per cui alla fine le divergenze erano piuttosto insanabili e alla fine ho deciso che era meglio comunque non finiva il mio periodo di prova ad aprile, e quindi io potevo comunque rescindere il contratto in qualsiasi momento, perché appunto ero ancora in periodo di prova, quindi ho parlato con loro, ho detto non mi sento più di continuare, per cui ho deciso di interrompere questa collaborazione. E cosa mi ha insegnato questa esperienza? Mi ha insegnato che devo avere, forse, che si deve avere un po' più di coscienza delle proprie capacità, delle proprie caratteristiche, capire quali sono i compromessi ai quali scendere e quali no, senza dubbio, e anche cercare di capire quando ti prospettano delle situazioni magari troppo dorate, capire che forse sotto c'è anche qualcosa, visto il contesto che andiamo a considerare. E quindi comunque è stata utile anche questa perché dopo un'esperienza in una multinazionale in cui tutto funzionava perfettamente, era tutto dorato, possibilità di tutti i tipi e quindi disponibilità economiche anche molto alte, trovarmi a lavorare in un'azienda molto piccola con tutto molto limitato mi ha insegnato a essere anche un pochino più umile, perché forse mi era un pelino montata la testa in precedenza, per cui l'umiltà è anche una delle caratteristiche fondamentali in qualsiasi lavoro che andiamo a iniziare, no? L'entrare in punta dei piedi, cercare di guardare la situazione, ascoltare, capire le esperienze anche di chi sta già lavorando da molto tempo in quell'azienda. Sicuramente avrà un modo di vedere le cose diverso dal nostro, che arriviamo più giovani e freschi, però possono essere utili, quindi metabolizzare anche le esperienze altrui, porsi in queste situazioni di ascolto, costruire relazioni, quindi la costruzione delle relazioni e il dialogo sono comunque alla base di tutti quei soft skills che ci sono, non dico utili, indispensabili per
raggiungere i nostri obiettivi e per procedere, per progredire. Per cui mi è stata utile anche questa esperienza senza alcun dubbio. E dopodiché, quindi io mi ritrovo ad aprile senza lavoro di fatto. Per cui il mio legame con il Dipartimento di Scienze degli Alimenti, che adesso appunto si chiama Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, era rimasto comunque attivo ed era ancora stretto, per cui c'era stata una opportunità di un contratto di collaborazione e ricerca, in quanto un'azienda aveva commissionato uno studio sulla reologia di creme da dessert, per cui per qualche mese ho portato avanti questa attività e quindi sono rientrata a Udine. E quindi ho fatto questa piccola esperienza appunto in quello che poi stava cominciando a diventare il mio mondo in qualche modo, no? Quindi ero sì in un ambiente diciamo quasi accademico, però stavo lavorando in qualcosa di applicato su un prodotto specifico, no? Un prodotto che io non conoscevo perché comunque non erano filiere che avevamo studiato. Tra l'altro nel nostro programma di studi le filiere sì c'erano, ma erano molto poche, non è che avessimo affrontato tantissime filiere, per cui comunque mi ha dato la possibilità di conoscere un mondo che non conoscevo, soprattutto un mondo di prodotti freschi, dove la struttura, la reologia erano sicuramente molto importanti e quindi anche questo è stato un piccolo mattoncino che ho messo nel mio bagaglio per la costruzione poi della mia casa. A settembre appunto di quell'anno ho ricevuto una proposta da parte di un'azienda che aveva 2 stabilimenti e per la quale ho lavorato per un anno circa, quindi fino al 2000. L'azienda a quel tempo si chiamava Oscar Industria Dolciaria, ora si chiama Osta perché è stata acquisita da un investitore austriaco, credo, e aveva due stabilimenti, uno a Carpacco in provincia di Udine e uno a Santa Lucia di Piave vicino a Treviso. So di sicuro che lo stabilimento di Santa Lucia di Piave è stato chiuso parecchi anni fa, mentre il grissinificio di Carpacco è ancora funzionante. Per questa azienda l'offerta che mi era stata fatta era di lavorare nell'ambito dell'assicurazione qualità. Era un mondo che io non conoscevo, perché comunque non avevamo studiato le certificazioni nel nostro percorso di studi. So che adesso comunque ci sono dei corsi specifici su questo, per cui perché cominciava in quegli anni a essere molto, molto importante una certificazione, un accreditamento, come dire, un imprimatur del processo o del prodotto con determinati standard. Per cui ho fatto dei corsi e per un anno appunto ho lavorato per questa azienda nell'ambito dell'assicurazione qualità. Quindi avevo provato la ricerca di base, avevo provato un po' di tutto nell'aziendina piccolina, stavo provando appunto l'assicurazione qualità. L'assicurazione qualità, allora il mestiere della qualità è abbastanza diverso dal mestiere dello sviluppo o della ricerca e sviluppo, si basa proprio su dei paradigmi abbastanza diversi, anche se poi lavorano a braccetto, perché quando si sviluppa un prodotto non si può prescindere dalla qualità e dall'organizzazione della qualità. E quindi ho avuto la fortuna di fare questo tipo di esperienza, ma anche grazie al fatto che ho dovuto fare dei corsi di formazione. So che per voi è già più semplice perché questa formazione l'avete già all'interno dei vostri corsi universitari, per cui anche qui vedete probabilmente lo scambio anche di necessità delle aziende del territorio con l'università permette anche all'università di evolvere con dei corsi che sono molto più ad hoc per quello che è necessario per il territorio dove l'università vive e dove le aziende vivono.
E, nell'arco di quell'anno appunto, sono diventata membro dell'ordine professionale, quindi vedete dal 98 al 2000 per poter istituire l'ordine professionale di tecnologie alimentari, e anche se non esercito la libera professione, da allora sono sempre rimasta iscritta. È una questione quasi di orgoglio, di appartenenza, perché è stata proprio una conquista abbastanza sofferta, perché non esisteva neanche la classe di concorso per noi, con tutti gli esami di chimica, di matematica, di biologia varie che facciamo, non potevamo neanche accedere a determinate classi di concorso, no? Per cui l'istituire l'ordine professionale è stato comunque una grande conquista anche per la nostra figura professionale. E nel corso di quest'anno, appunto, è stato molto bello passare, allora, come vi dicevo prima, i soft skill che devono essere sviluppati, la comunicazione, le relazioni. Si era creato un bellissimo gruppo tra le persone più giovani appartenenti all'azienda, ma non solo tra i più giovani. Ed era molto bello, io che mi spostavo nei due stabilimenti, il fatto che si andava a Treviso e la lingua era il veneto, si andava a Carpacco, la lingua era il friulano. Io all'inizio non capivo una parola di friulano, perché io sono originaria di Pordenone e dove vivo io si parla, cioè il dialetto che viene parlato è molto simile al veneto di fatto. Per cui è stato un po' difficile adattarsi al friulano, però una volta che si entra, che si capisce, che si partecipa, poi si aprono delle porte, no? Perché la relazione diventa sempre più autentica, molto più importante. E comunque questo tipo di esperienza mi ha permesso di conoscere delle filiere diverse, utili comunque, perché non conoscevo, e anche un aspetto del mio lavoro diverso, l'assicurazione qualità. Alla fine di quell'anno ho visto un annuncio sul allora Corriere Lavoro, che l'industria, il gruppo allora Chiari e Forti di Treviso, cercava una persona in ricerca e sviluppo come responsabile di un settore della ricerca e sviluppo, del settore DRAI. Ho provato a mandare il curriculum perché comunque le opportunità, io sono sempre stata dell'avviso che le opportunità vanno colte e vanno comunque cercate in qualche modo. Poi loro avrebbero potuto chiamarmi, come no, quindi invece mi hanno chiamato e alla fine ho superato tutti i colloqui e a ottobre appunto del 2000 ho cominciato a lavorare in questa azienda. In un primo momento ho iniziato come responsabile della ricerca e sviluppo di un settore, del settore dry, perché l'azienda era suddivisa tra fresco e dry. Dry erano i prodotti tipo gli oli di semi, tipo delle bevande autoraffreddanti e autoriscaldanti, mentre il fresco erano pasta fresca, gnocchi, prodotti di gastronomia, cose di questo tipo. Quindi l'azienda era derivata da una multinazionale, la Quaker Oats, e quindi era strutturata come una multinazionale. Quindi sono tornata un pochino a quella che era la vecchia struttura che avevo conosciuto all'inizio. E appunto mi dovevo occupare degli oli di semi, tra cui l'olio cuore, che tutti conoscono, credo, e poi delle bevande molto curiose, autoriscaldanti e autoraffreddanti, che venivano prodotte in uno stabilimento di Napoli. E in questa azienda ho dovuto viaggiare tantissimo, perché ho dovuto occuparmi di tante cose in luoghi molto lontani, in luoghi molto diversi, stabilimenti dislocati. Per cui ricordo che il primo anno che ho lavorato lì avevo preso l'aereo 50 volte. Quindi è stato anche lì un bellissimo salto, perché mi ha permesso di conoscere tante cose, filiere diverse, persone diverse, lingue diverse, e qui mi è tornata utile la lingua imparata sicuramente durante la mia esperienza inglese. Lavorare per un prodotto con un marchio molto forte come l'olio cuore è stato sicuramente molto molto importante.
Nel corso degli anni poi le mie mansioni sono state ampliate e quindi ad esempio per quel che riguarda l'aceto balsamico Fini a Modena, quindi dover andare a Modena, mi è stato dato anche il controllo qualità, poi dopo qualche anno sono diventata responsabile sia dell'assicurazione qualità che del controllo qualità di entrambi i settori, sia dry che fresco, quindi ho dovuto seguire diversi stabilimenti, quindi a Treviso, a Napoli, a Modena e vicino a Trento, ampliando di tanto la gamma di prodotti che dovevo seguire, per cui ovviamente non da sola, avevo un gruppo di lavoro, di collaboratori che coordinavo, che erano collocati all'interno degli stabilimenti produttivi, per cui questo bellissimo gruppo di lavoro, eravamo in 12 con me, è stata un'esperienza bellissima. In 7 anni ho conosciuto veramente tante cose, tante persone, tante filiere, tanti prodotti, tante esperienze e quindi l'adattamento al contesto che stavo vivendo è stata la cosa più importante, quello che mi è servito di più. Nell'arco di questa esperienza ho approfondito anche le certificazioni BRC e IFS, che anche queste voi le seguite all'interno del vostro corso di laurea, ma io non le avevo conosciute, per cui mi ha permesso anche di conoscere questo aspetto. Dopodiché il gruppo ha avuto dei problemi economici, hanno cominciato a vendere parti dell'azienda, il marchio Cuore, quindi c'è stato un po' di difficoltà, ci sono state un po' di difficoltà economiche del gruppo, per cui nel appunto maggio del 2007 mi è arrivata l'offerta della Illy Caffè e quindi a quel punto io ho detto è giunto anche un po' il momento di tornare verso casa. Quindi per tutte le distanze che io avevo vissuto, casa era sicuramente Trieste, nel senso che Pordenone Trieste era abbastanza vicina. In realtà poi io sono venuta a vivere a Udine, non a Trieste, comunque va bene. E per la Illy Caffè è stata una cosa abbastanza diversa dal solito, quella di contattare un tecnologo alimentare. Perché? Perché loro avevano sempre lavorato con chimici e ingegneri per struttura di come era strutturata l'azienda e per il tipo di prodotto che facevano e per la formazione dei titolari dell'azienda, che erano dei chimici puri. E quindi contattare un tecnologo alimentare è stata un po' un salto che hanno voluto fare. Perché? Perché c'erano stati dei primi approcci con Coca-Cola per lo sviluppo di bevande ready to drink, quindi in lattina o in bottigliette varie, e Coca-Cola voleva utilizzare il marchio Illy e quindi Illy aveva bisogno di qualcuno che lavorasse coi prodotti e coi processi che non fossero semplice caffè tostato, che comunque è un mondo anche questo. E quindi ho iniziato appunto con un gruppetto di 2 persone a lavorare appunto come project leader di questo settore e pian piano poi mi è stata data la responsabilità di tutta la parte di sviluppo prodotti consumabili, quindi sia il caffè interno all'azienda che appunto prodotti correlati derivati del caffè che sono derivati in seguito. In questo momento sto coordinando le attività di 3 laboratori che sono il Food Science Lab dove vengono sviluppati i prodotti, Technology Lab dove vengono fatte delle prove più sugli imballaggi e Sensory Lab che è un vero e proprio laboratorio di analisi sensoriale strutturato. Eravamo anche accreditati fino a poco tempo fa, adesso abbiamo abbandonato l'accreditamento, ma lavoriamo sempre con le procedure accreditate. E quindi che cosa devo fare per Illy Caffè? Sicuramente assicurare lo sviluppo di prodotti e processi, quindi lo sviluppo delle ricette, lo sviluppo del prodotto finale, il processo per ottenerle, la validazione di questo, la validazione della shelf life del prodotto, la validazione del prodotto stesso. Secondo la procedura di sviluppo prodotto di cui siamo dotati in azienda, dobbiamo gestire i progetti con una struttura di project management,
Quindi nel mio caso, più alcuni miei collaboratori, possiamo fare da project manager, che è sempre tecnico nel nostro caso, durante lo sviluppo dei prodotti. E discorso a parte, appunto, il laboratorio di analisi sensoriale, in cui abbiamo due persone che lavorano e che gestiscono appunto tutti i test sensoriali dell'azienda, non quelli di controllo qualità, ma tutti quelli utili per lo sviluppo dei prodotti, per le fotografie dei prodotti vari, con procedure ISO e dei giudici sensoriali interni. Ormai abbiamo un panel di circa 60 giudici, tutti volontari, e quindi è un bellissimo lavoro di team e di utilità per tutta l'azienda, perché è trasversale a tutte le funzioni aziendali. E nell'ambito appunto di Illy Caffè, noi abbiamo un'università del caffè che fa corsi specifici agli operatori del settore, fa corsi tematici, e all'interno dell'Università del Caffè sono appunto uno dei docenti, quindi faccio presentazioni di prodotti, di tecnologie utilizzate, formazione specifica per operatori del settore e corsi vari specifici. E sempre all'interno di Illy Caffè è dal 2013 che sono un docente interno del master in economia e scienza del caffè. Quindi ci sono dei docenti dell'Università di Udine in particolare, che fanno la parte più teorica dei moduli di processi industriali, e anche altri ovviamente, e mentre noi docenti interni facciamo la parte specifica e più pratica relativa appunto ad esempio alla produzione di caffè solubile, dell'instant coffee, quindi tutto il processo produttivo per arrivare al caffè solubile, o alla produzione dei ready to drink. E quindi dal 2013 che ricopro questo ruolo con molta soddisfazione, e qui mi sono tornate un po' utili anche quegli skills sviluppati proprio all'inizio, quando ho dovuto cercare di passare alcuni concetti per la Coppa Italia a suo tempo ai ragazzini piccolini della scuola primaria, oppure a quelli già adulti delle scuole superiori. Quel tipo di approccio mi è stato molto utile. Poi ho fatto comunque anche dei corsi un po' di comunicazione, come costruire delle presentazioni efficaci per quel tipo di uditorio. Però tutti quei mattoncini che io poi ho messo nella mia saccoccia di tutte le esperienze fatte mi sono tornate molto utili nell'ultimo lavoro che sto facendo in questo momento. Che cosa ho imparato anche da questo lavoro? Che sicuramente non si finisce mai di imparare, che è proprio la caratteristica del nostro lavoro, quella di continuare a imparare qualcosa di nuovo, perché ci permette di progredire e di dare un contributo a noi stessi e anche all'azienda per cui lavoriamo. E quindi tutte le esperienze fatte mi sono state molto utili per poter arrivare dove sono arrivata adesso. Non sono arrivata, non mi sento arrivata, nonostante abbia 51 anni non sono per niente arrivata, c'è ancora molta strada da fare, per cui bisogna essere sempre molto aperti e in ascolto di quello che succede, no? Perché questo ti porta sicuramente a qualcosa in più, qualcosa di nuovo. In sintesi, che cosa posso darvi come consigli in base alla mia esperienza? Voi dovete fare le vostre esperienze, ma quello che posso dirvi è sicuramente cogliere le opportunità, grandi e piccole che siano, perché sono comunque fonte di insegnamento e comunque permettono di mettere il mattoncino da parte, di cogliere le sfide, di mettersi alla prova, di non darsi per perdenti in partenza. Ci si prova, non succede niente se si fallisce, è la vita, e quindi e anche il fallimento è un insegnamento, per cui è importante comunque mettersi alla prova e sfidarsi, e cercare di capire dove si vuole andare per puntare a un obiettivo, non come dire, disperdere troppo le energie, capire dove si vuole andare, e se capiamo che dove stiamo andando non ci piace più, essere pronti a cambiare la destinazione, mettersi in ascolto, ascoltare le esperienze degli altri,
ascoltare il contesto dove viviamo, metabolizzare gli insegnamenti, i consigli e renderli propri, perché non potremmo mai vivere le vite degli altri, però metabolizzando gli esempi forse riusciamo a cogliere qualcosa di utile per noi stessi. Saper dire sì e saper dire no, sapere dove si vuole andare ti fa dire dei sì e ti fa dire dei no, e essere anche coerenti con i propri sì e con i propri no. E se possibile fare un'esperienza all'estero, a me è stata utilissima per crescere, per proprio diventare adulta in tutti i sensi, sviluppare i soft skills, la comunicazione è fondamentale, è importante, le relazioni vanno coltivate continuamente, per cui che cosa emerge da tutta questa cosa? Che il mondo è complesso, non è complicato, è complesso, per cui come tale ha delle opportunità. Noi dobbiamo individuare il contesto all'interno nel quale viviamo, adattarci al contesto e in questo modo riusciremo sempre ad avere successo, che non significa arrivare a essere l'amministratore delegato di un'azienda, potrebbe anche voler dire quello, però ad avere successo con noi stessi e con quello che vogliamo fare. Vi ringrazio, io ho finito. Grazie Barbara, grazie, ci hai dato un sacco di suggerimenti, di suggestioni, di consigli, penso di cui chi ti ha ascoltata farà tesoro. E, diciamo che non abbiamo molto tempo ancora a disposizione e quindi vorrei subito lasciare la parola a chi ci ascolta, agli studenti in particolare, per insomma, offrire loro la possibilità di rivolgerti delle domande, se vogliono, a voce o per iscritto tramite la chat. Mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè che all'epoca, per parlare di qualche secolo fa, insomma, nel momento in cui ti sei laureata, è vero, è un'esperienza che ho fatto anch'io, non c'era nessuna conoscenza sul dopo, nel senso che nessuno ci raccontava che cosa avremmo potuto incontrare una volta concluso il percorso di studi. E le difficoltà erano dovute anche al fatto che la figura del tecnologo alimentare allora era davvero poco conosciuta e hai fatto bene a ricordare il ruolo dell'ordine professionale del tecnologo alimentare, che ha davvero contribuito in maniera determinante a far conoscere la figura professionale del tecnologo alimentare presso le aziende. Io ricordo che, a parte il fatto che la denominazione del corso di laurea di allora non aiutava per niente, perché come hai detto tu si chiamava Scienze delle preparazioni alimentari, quindi l'idea è che fossimo dei cuochi o qualcosa del genere, quindi non diciamo dei professionisti con delle competenze tecniche specifiche. E quindi in effetti è stato molto difficile per i primi laureati. Tenete anche conto che Udine è stata la seconda sede universitaria ad istituire il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Milano è stata la prima, nell'85 mi pare, è partita Udine nel 1985 e poi un po' di anni dopo sono arrivate anche altre sedi universitarie, ma all'inizio pochissime aziende, pochissimi operatori del mondo produttivo conoscevano questa figura professionale. Quindi è stata fatta tantissima strada da allora. Quindi tu hai detto che ci sono voluti circa 10 mesi dalla laurea al primo impiego. Oggi i laureati nostri, in particolare non solo i magistrali ma anche i triennali, forse un pochino, i tempi si allungano un pochino per i triennali, impiegano meno di 3 mesi mediamente. C'è chi trova lavoro anche prima di laurearsi, quindi sono una situazione davvero molto, molto evoluta e cambiata. Ci sono domande, curiosità per la dottoressa Barbara Mazzon? Sì, io avrei una domanda. Prego. Praticamente riguardo al ruolo un po' di responsabile, cioè quali sono un po', cioè, gli aspetti da tener conto, cioè quali sono le abilità che si dovrebbero avere per coordinare e gestire un gruppo, cioè rispondere a degli obiettivi, ecco, poi da raggiungere, ecco, nell'azienda.
Certamente, allora hai detto delle parole chiave, no? Coordinare e obiettivi. Quindi sicuramente se hai un gruppo di lavoro e di collaboratori e di colleghi, è importante cercare di capire innanzitutto le caratteristiche di ognuno, le positività di ognuno, dove riescono meglio ovviamente. Cercare di colmare le lacune dove ci sono, con una formazione specifica e come dire, tradurre quelli che sono degli obiettivi aziendali più alti in obiettivi scalabili secondo la parte che dobbiamo seguire noi. Quindi dobbiamo lanciare un prodotto nuovo, ok, vediamo che tipo di prodotto nuovo è, quali sono le caratteristiche che deve avere questo prodotto, quindi magari assegnare il progetto a l'una o un'altra risorsa in funzione delle proprie caratteristiche, oppure coinvolgere nel gruppo di lavoro, che non è mai il lavoro di un singolo, ma è sempre un lavoro di gruppo, le persone che sono necessarie per appunto portare avanti questo progetto. E qui hai appunto anche tutte le doti di project management che ti servono, perché devi coordinare non solo le risorse di ricerca e sviluppo, ma quelle anche altre risorse tecniche che hai a disposizione. Dopodiché lo strumento di delega è uno strumento molto importante, purché il delegato voglia prendersela questa delega, no? Questa responsabilità. Quindi è un lavoro che viene fatto sempre insieme per un periodo, e poi comunque la persona deve essere anche lasciata autonomamente a risolvere determinati problemi. Chi coordina deve essere sempre pronto alle spalle per cercare di aiutarla a risolvere i problemi o a sbrogliare alcune matasse che non sono sbrogliabili in altro modo, se non magari facendo uno scale up e andando su verso l'alto, cercando di risolvere in questo modo, ma anche a livello tecnico, se si può, una testa in più, un occhio in più, un orecchio in più servono, no? Quindi le attività sono sia di coordinamento che di supporto e che anche di delega forte, perché se ci sono delle risorse che fanno parte di un gruppo, le risorse vanno valorizzate, per cui è molto importante questo, no? Perché è sempre un lavoro di gruppo, un contributo, ognuno dà il proprio contributo e poi i contributi vengono messi insieme per un risultato finale. Quindi sicuramente l'ascolto che si diceva prima è molto importante, perché cercare di entrare in contatto con le persone non significa far da padri confessori, perché non è questo che viene chiesto, però ascoltare le persone senza dubbio è una delle doti importanti per cercare anche di capire come farle evolvere e sviluppare, no? Grazie. Vedo che c'è una domanda in chat. Pur non praticando in proprio, quanto è importante l'iscrizione all'albo per un tecnologo alimentare? Allora, per me è stata importante, proprio come vi dicevo, perché è stata una conquista molto forte, perché il tecnologo alimentare non si conosceva, non si sapeva, come diceva appunto la professoressa Nese. E quindi io continuo a mantenere l'iscrizione anche per un supporto all'ordine professionale, no? Perché è anche economico in ogni caso, no? Perché si paga una fee annuale e comunque trovo che l'istituzione sia utile. Stanno organizzando anche dei corsi di formazione molto molto belli, molto particolari, per cui secondo me fare l'esame di Stato è comunque un'opportunità in più che ci si dà. Nel mio caso io ho deciso di iscrivermi perché è una questione anche affettiva, tra virgolette, e poi non si sa mai che possa servirmi in futuro, per cui per me è importante, proprio per riconoscere questo tipo di istituzione anche. Poi Diletta Marchesino dice: buongiorno, io personalmente sono rimasta colpita dal fatto che da tecnologa alimentare donna si sia dovuta scontrare inizialmente con un mondo del lavoro che mostrava perplessità nei confronti delle tecnologhe donne. Questa tematica è emersa pure in un altro seminario al quale abbiamo partecipato, quindi volevo chiedere: in questi anni ha potuto percepire un cambiamento positivo sotto questo aspetto o esistono ancora molti pregiudizi a riguardo? Allora, sicuramente c'è un cambiamento, sicuramente c'è stato un cambiamento, le figure professionali femminili che si occupano di materie tecniche stanno aumentando, ormai il vecchio pregiudizio di la matematica non è donna, insomma, sta passando, diciamo, però c'è da dire che la reale parità di genere
non esiste. Recenti studi, discutevamo di questa cosa durante un corso di formazione sull'uguaglianza che abbiamo fatto in azienda, e ci sono dei recenti studi che dicono che la parità di genere non avverrà prima di 150 anni, ed è un'enormità secondo me, se pensiamo a come corre la società, no? Con quanto veloce va la società in questo momento. Dire che la parità di genere arriverà tra 150 anni è un'era geologica, quindi è una cosa che a me ha fatto riflettere tantissimo, devo dire la sincera verità. Non vi nascondo che lo stipendio di un uomo pari esperienza, pari livello, è più alto quasi dappertutto rispetto a una donna pari livello, pari mansioni, pari tutto. Non stiamo parlando di aziende diverse, stiamo parlando di aziende, le stesse aziende, per cui un pochino di discriminazione ancora c'è, e per cui una donna deve in qualche modo affermare con più veemenza certe cose. Non deve però mai scadere nel fatto di voler, come dire, imitare gli uomini nei loro comportamenti, perché non perché siano negativi, assolutamente lungi da me questo, ma semplicemente perché una donna deve comportarsi come ritiene opportuno al di là del genere a cui appartiene, come un uomo deve comportarsi come ritiene opportuno al di là del genere a cui appartiene. Per cui comunque un minimo c'è ancora. Allora, mentre all'inizio del mio lavoro sì, ero discriminata un pochino perché donna, ma anche perché giovane, e questo è un altro. Adesso è più velata la cosa, però c'è ancora un pochino, insomma, c'è da dire. Però le cose stanno migliorando, l'importante. Se poi ci si impegna tutti, forse quei 150 anni si ridurranno, insomma. Poi Simone dice: buon pomeriggio, nel post laurea hai mai pensato di intraprendere il percorso di dottorato? Devo dire no, non perché non mi interessasse, ma perché in quel periodo, da un punto di vista economico, io avevo bisogno in qualche modo di lavorare, per cui il percorso di dottorato sarebbe stato sicuramente molto interessante, ma come sapete la ricerca non è che sia, come dire, remunerata in maniera così alta, per cui io ho fatto una scelta di andare prima nel mondo del lavoro, ma secondo me i dottorati, soprattutto come sono strutturati ora, sono comunque molto utili e permettono magari di fare determinate esperienze come quelle all'estero in maniera più focalizzata, e quindi secondo me sono delle grandi opportunità. Forse ecco, mi pento di essere stata un po' miope da questo punto di vista, di aver puntato forse un po' presto al mondo del lavoro, e forse anche magari non mi sentivo neanche all'altezza quella volta, no? Di dire sono in grado di fare un dottorato o meno, no? Poi tutto si fa, ragazzi, tutto si fa, basta impegnarsi seriamente nelle cose, ma per quella volta ero magari più insicura e meno consapevole delle mie possibilità, insomma, che poi sono possibilità normalissime, che hanno tutti, niente di speciale, ecco. E c'è ancora una domanda, Barbara. Come vengono prodotte le bevande autoriscaldanti e autoraffreddanti? Allora, erano dei prodotti che non esistono più, innanzitutto. Allora, erano contenuti, erano dei caffè latti, dei tè liquidi, bevande liquide, contenute all'interno di una coppetta di alluminio, saldata con un pelabile sopra, collocata all'interno di un bicchiere di materiale plastico. La base di questo bicchiere conteneva dell'acqua, c'era un pelabile, intorno alla coppetta c'era un sale a base di sodio, che nel momento in cui tu dovevi capovolgere il bicchiere, premere il fondo, si rompeva il pelabile, l'acqua entrava in contatto con questo sale che produceva una reazione esotermica. La bevanda era contenuta dentro una coppetta di alluminio, quindi scambiava calore e si riscaldava. Stessa cosa, c'era un altro tipo di sale per le autoraffreddanti, il tiosolfato di ammonio, non mi ricordo, tiosolfato di ammonio, sì, e quindi semplicemente si raffreddava invece di riscaldarsi, quindi erano bevande molto semplici, però c'era un brevetto
Quindi ho conosciuto anche il mondo dei brevetti, che è un mondo enorme da questo punto di vista, e che queste piccole bevandine erano prodotte a Napoli. È stata una bellissima esperienza anche quella, veramente. E ricordo che hanno avuto un grandissimo successo. Oggi non sarebbero... No, adesso non sono più quei tempi sicuramente, insomma, però c'è il problema c'era il problema anche allora dello smaltimento. Dello smaltimento, sì, adesso dobbiamo pensare veramente all'impatto ambientale di quello che produciamo. Nello sviluppo dei prodotti è uno dei punti, la nostra procedura sviluppo prodotto, ad esempio, in uno dei punti, dei gate fondamentali, è la valutazione dell'LCA e dell'impatto ambientale che si va a creare, perché ovviamente quasi tutte le grandi aziende si stanno impegnando verso direzioni sostenibili e quindi alla riduzione dell'impatto ambientale, ed è un aspetto che è molto importante, che 20 anni fa non esisteva, adesso finalmente ce ne stiamo rendendo conto, e quindi anche le aziende devono lavorare in quel senso, è uno degli aspetti fondamentali da tenere in considerazione. C'è grande sensibilità. Beh, certamente, ma dobbiamo. Bene, io penso che sia stato un incontro molto ricco e vedo, insomma, constato che diciamo, gli stimoli sono stati numerosi e penso che anche in questa circostanza i take home messages siano parecchi. E quindi io penso che sia arrivato il momento di chiudere questo incontro e rinnovo davvero il grazie a Barbara per essere stata con noi questa oretta, di averci dedicato del tempo, e che è sempre molto prezioso, specialmente per chi lavora in azienda, che insomma è abbastanza appressato dalle tempistiche. E quindi saluto tutti, ringrazio tutti e vi do appuntamento agli studenti alla prossima settimana. Grazie ancora. Grazie a voi e in bocca al lupo, ragazzi, per tutto.